Amici bellini, ci siamo. Ci siamo perché è già vigilia, però non ha parlato Politano. Facciamo un po' di ipotesi e cominciamole. È un marchio pazzesco. Rumore incredibile. Rumore. Allora, voi vi renderete conto pure che è un po' cambiato un po' tutto, ma io mi sto organizzando e c'ho la famosa Arteteca. Sotto nei commenti potete scrivere hashtag Arteteca e i napoletani lo sanno che cos'è quella la frenesia. Cristoforo Persichini, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi che si sono abbonati, perché tra un poco comincia il Fantacalcio, perché ci siamo, alla Mazzarri ci siamo, sta per chiudersi il calciomercato, e quindi lasciate un like per Fabian al PSG, perché al momento il like deve essere a prescindere, intendiamoci. Può piacere o non piacere la questione Fabian, perché voi dite sì, abbiamo preso Ndombele al posto di Fabian e quindi da un parte uno se ne va, ne entra un altro e vabbè. Però Fabian i suoi gol ce li ha fatti, qualche castagna dal fuoco ce l'ha tolta e la qualità stava crescendo, nonostante insomma anche io in alcune partite, specialmente del passato, notassi delle lentezze, delle cose, però il non mettere il piede sempre. È chiaro, un Fabian non mentalizzato non avrebbe fatto comodo a nessuno, quindi speriamo che Ndombele faccia il suo dovere, perché le qualità tecniche, anche fisiche di Ndombele non dovrebbero essere in discussione. Sono più le qualità mentali che vanno analizzate bene, perché questo ci dicono da Tottenham, che a un certo punto lui preferiva più stare nei bar che allenarsi. Quindi andiamoci calmi con i giudizi, valutiamolo al Napoli, nel Napoli, a Napoli, e quindi vediamo un pochino come va, sempre con calma, non c'è problema. E andiamo a fare un po' di ipotesi, perché io pensavo di fare un video di vigilia con la conferenza di Spalletti, che magari ci dava qualche titolo, qualche spunto anche tattico, e ci presentava questo Lecce che onestamente in pochi conosciamo. Però non ce l'hanno fatta, evidentemente è proprio una questione di tempi, non si sono trovati, perché poi non sono riusciti a partire la sera da Firenze, e quindi la squadra non è nemmeno in ritiro. Però ha parlato Politano, io mi sposto un attimo con un ambrabam tattico su questa situazione. Ah, vedi, perché poi ricompare Bobò. Certe cose si possono fare, devo sistemarlo un po' meglio, ma poi mi organizzo. E sì, possiamo mettere i giocatori in campo, però nel frattempo leggiamo al volo, non è che abbia detto niente di che Politano, perché ovviamente poi incalzato dalle domande di Radio Kiss Kiss, il calcese, l'attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, proprio. Ecco le sue parole: quella di Firenze è stata una bella partita, intensa, con ritmi molto alti, peccato per la vergogna sugli spalti, con una bambina costretta a indossare la maglia al contrario. Questa è un'altra cosa tra le varie schifezze che sono successe a Firenze. Lasciamo perdere, ancora non sappiamo niente circa la formazione di domani, e noi adesso ci buttiamo a indovinare. Abbiamo tanti impegni in programma e c'è bisogno di tutti. In Champions League abbiamo un girone difficile, ma al momento dobbiamo pensare solo a Lecce e subito dopo alla Lazio. Se ti dice così, io poi non le ho sentite le domande, le sto leggendo, però se ti dice così può essere che la testa sta già un pochino troppo alla Lazio, attenzione. La gara contro il Lecce sarà dura, è una squadra ostica che gioca bene a calcio e che prepara bene le varie sfide. Lo dico perché conosco bene il loro allenatore, tra l'altro lo dovremmo conoscere anche noi, perché è una vecchia conoscenza anche del Napoli, e Barone l'ha citata questa cosa. Conosco bene questa estate abbiamo fatto un grande lavoro, sono certo che faremo un grande campionato. In 2 uscite abbiamo mantenuto la porta inviolata, e questo è importante per conquistare sempre più fiducia. Questa poi è scritta in un certo, perché poi in un'altra cosa dice dobbiamo dare fiducia a Alex, cioè proprio sottolineare proprio la questione di Meret. Ecco perché Navas, ecco perché noi colleghiamo tutto. In avanti invece faremo di certo tanti gol, speriamo, va bene così, abbiamo le qualità per far male a chiunque. I nuovi arrivati tutti si stanno inserendo al meglio, il mio sogno ovviamente è lo scudetto. Noi intanto dobbiamo continuare a crescere, dobbiamo cercare di passare il girone di Champions, il mercato non ci deve distrarre, noi dobbiamo pensare a
a giocare e provare sempre a vincere, quindi niente di straordinario. Questa cosa ci possiamo farcela, dobbiamo subire pochi gol per far prendere fiducia a Meret e alla difesa, e quindi andiamo a vedere, mettiamocelo Meret in porta come titolare, perché se poi quando è che gioca il PSG? Oggi, domani? Se viene convocato è difficile. Navas sta diventando difficile nonostante molti operatori di mercato si siano sbilanciati, ma nel frattempo noi ci dobbiamo mettere Meret. E a destra ci dobbiamo mettere Di Lorenzo, perché non c'è dubbio, Zanoli farà la polvere sulla panchina. Poi magari Spalletti ci smentisce e fa il turnover con le piccole, oppure lo mette in Coppa Italia, perché poi più che altro è questo. Rachmani, e poi perché la Coppa Italia deve essere giocata dalle riserve quando è una coppa che tu puoi portarti a casa con poche partite? Anche questa è una cosa su cui riflettere. Io qua, ragazzi, un rischio me lo prendo, anche perché non si vince niente, non si perde niente. Io vi butto la cosa di Olivera titolare. Lo so, è un rischietto che mi sto prendendo, Mario Rui ovviamente subito dopo, ma se non lo fai esordire con il Lecce, dico io, quando lo fai esordire, ecco perché vi metto un Olivera titolare contro il Lecce, anche perché poi c'è la Lazio e magari ti fidi di più di Mario Rui, ecco così. Lobotka viene confermato nonostante la partita non eccezionale, anche se non credo ci siano dubbi, e qua abbiamo sempre la cosa di Zielinski, che secondo me ha giocato meglio Zielinski rispetto a quei pochi minuti di Ndombele, quindi confermiamo Zielinski con questa volta, io direi addirittura un Elmas, perché secondo me un paio di pedine, 3 pedine secondo me le cambia Spalletti. Qua ci mettiamo Kvara, però l'idea Raspadori a sinistra secondo me si può giocare. Ragazzi, io sto ragionando sul 4-3 perché Raspadori, perché il Napoli con il 4-3 ha battuto Monza e Verona, quindi io non credo che Spalletti sia portato in questo momento a cambiare modulo solo perché abbiamo fatto 0-0 con la Fiorentina, che è una partita difficile eccetera eccetera. Qua Osi, e qua io do fiducia a Politano. Noi il fatto che abbia parlato nella radio non credo sia indicativo, però proprio per la questione che in conferenza, nell'intervista, Spalletti ha detto Politano aveva creato quella cosa buona per Raspadori, Lozano si è mangiato quel gol, lo ha detto proprio, e quindi voi vi siete dimenticati di mettere il like per caso? Siete iscritti al canale Telegram che trovate sotto in descrizione, perché se siete iscritti sapete tutte le notifiche e tutte le cose. Quindi mi sono sbilanciato con Olivera, Politano, e il resto ci penso un attimo. Secondo me più Zielinski che Elmas, ma potrebbe dare una chance a Elmas dall'inizio, anche per vederlo nel ruolo suo più congeniale, una mezzala che va a cercarsi lo spazio. E Raspadori qua può essere pure che venga considerato solamente per il 4-2-3-1, e quindi con un Raspadori dietro Osimhen, con Elmas qui, o lo stesso Kvara, ma per come ce l'ha fatta capire Spalletti, a quel punto se metti il 4-2-3-1 vuoi un po' più di copertura che ti garantiva Insigne, e magari Elmas nell'idea di Spalletti gliene garantisce di più. Questa potrebbe essere poi l'idea, ma io sto registrando quindi ok. Potrebbe essere probabilmente l'idea di Spalletti contro il Lecce. Io del Lecce, ragazzi, vi posso dire poco perché guardo la formazione e onestamente sarei un bugiardo a dirvi questo è forte, quest'altro è così, dobbiamo guardare bene. Io ho visto mezza partita contro l'Inter e vi devo dire però onestamente che ad un certo punto l'Inter che va subito in vantaggio, nel secondo tempo il Lecce comunque si mette là e qualche grattacapo lo crea all'Inter fino ad arrivare al pareggio, poi l'Inter la recupera alla fine, proprio al finalissimo, mettendo dentro Dzeko, Correa e lasciando Lautaro, Lukaku, mettendo dentro Dumfries eccetera eccetera. Però attenzione, il Lecce ha messo in seria difficoltà l'Inter che l'ha svangata proprio alla fine, quindi non va sottovalutata questa partita. Non facciamo quelli che poi, perché secondo me il Lecce è una squadra, non ha grandi nomi, non ha grandi individualità probabilmente, però mi sembrano solidi perché in tutte le partite hanno fatto solamente un punticino, pareggiando contro l'Empoli, però 1-1, un solo gol preso dal Sassuolo, quei 2 gol, uno preso dall'Inter, quindi mi sembra una squadra che lotta per non retrocedere senza dubbio, non ha probabilmente grandi ambizioni, però mi sembra solida e potrebbe fare fortino
contro il Napoli, sapendo di venire in casa nostra, sapendo Barone ha detto che insomma hanno un attacco fortissimo eccetera eccetera, e puntare poi sulle eventuali ripartenze. Quindi dobbiamo stare in campana, dobbiamo stare attentissimi, dobbiamo sfruttare, dobbiamo alzare, e la dico proprio alla Guido Gentile, alzare la percentuale realizzativa, cioè non dobbiamo fare 15 tiri per segnare un gol, dobbiamo alzare, un po' come si è fatto con il Monza, che praticamente si è alzata, e lì dimostri di essere sul pezzo, perché se poi ne fai 20 e ne segni uno solo, vuol dire che poi capita la partita in cui ne fai solo 5 e non bastano per arrivare a un gol. Questo poi alla fine è il conquibus che dobbiamo vedere. Se mi sono dimenticato qualcosa di importante, vabbè, è chiaro, se volete parlare ancora di Ronaldo, parlatene, parliamone, ma mi sembra evidente che non lo vuole nessuno. Addirittura il mister dello Sporting Lisbona ha detto: se arriva Ronaldo io mi dimetto. Cioè siamo arrivati proprio alle questioni, quello lo stanno cercando di dare a qualcuno e nessuno lo vuole. Non penso che sia il Napoli poi alla fine che prenderà questa decisione. Sicuramente l'operazione Anthony allontana poi Osimhen dal Manchester United e quindi diventa più difficile, mentre Cavani sia a casa con Gattuso al Valencia, e un po' mi incuriosisce questa coppia, un pochino mi incuriosisce. Quindi Ronaldo non credo proprio che se ne parli, ma che un giorno sarebbe una cosa pazzesca. E però Navas, e lì è un peccato, perché tu rimani così, me ne va bene, non ci lamentiamo, Osimhen deve fare la stagione sua eccetera eccetera, c'ha voglia e va bene spaccare tutto. Però con Meret vedi che Politano deve dire: dobbiamo dare fiducia a Alex, se può fare mai un campionato di vertice col portiere che te ne paura, che non sa se fa parte del progetto, se è rispettato dai compagni, se i compagni si mettono un poco paura eccetera eccetera. Molti mi facevano notare, ed è vero, che poi la manovra del Napoli contro la Fiorentina è risultata un po' lenta, anche perché quando il pallone passava da Meret, e non ha fatto errori con i piedi, però ci ragionava su, doveva vedere i movimenti dei compagni, la pallata diretta ad Osimhen non piace in questo momento a Spalletti, perché sta cercando un altro tipo di giro palla per arrivarci, e quindi abbiamo una situazione tattica un pochino diversa. Bisogna essere più veloci, più freschi, più immediati nel giro palla, altrimenti ritorno e faccio e non mi pare il caso. Da New York, questa nuova cosa strana che poi mi organizzo, è tutto. Fatemi sapere tutte le cose vostre, che io intanto faccio le mie, il che fa. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.